Sabato sera all'auditorium di Pasian di Prato si è svolto il congresso provinciale di Forza Italia, che ha eletto con voto bulgaro il commissario in carica Ferruccio Anzit come nuovo coordinatore. Presenti i vertici forzisti regionali, oltre ad alcuni esponenti dei partiti di centrodestra che compongono la maggioranza in Consiglio regionale e alle altre guide amministrative locali. Special guest il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. Sulle ultimissime dalla capitale, in riferimento all'attività del governo, il senatore forzista così ci risponde. Le ultimissime sono che c'è stato un incremento forte dell'occupazione a livello nazionale e questo dimostra che mentre la politica assistenzialista del reddito di cittadinanza non favoriva l'occupazione, una gestione più attenta alle imprese, al lavoro e meno assistenzialista sta favorendo la vita delle imprese e l'occupazione. Le altre notizie riguardano la legge di stabilità che con il taglio al cuneo fiscale, con l'avvio della riforma fiscale alleggerisce il costo delle tasse per le famiglie e aumenta il valore dei salari. Insomma, ci sono tante notizie importanti in una fase impegnativa, difficile, di cui tutti quanti siamo ben consapevoli, ma mi pare che il centrodestra abbia un buono stato di salute. E sulle critiche da parte delle opposizioni, Ma guardi, le critiche sono faziose, poi l'opposizione deve criticare per forza, però poi perde le elezioni sui territori, le perde a livello nazionale. Mi pare che anche gli scioperi della CGIL siano stati indetti prima ancora di leggere la manovra economica e quindi siano scelte politiche. Io rispetto le scelte politiche, però sono tali, non c'è una motivazione. Il taglio al cuneo fiscale vuol dire aumento del valore reale delle buste paga. Perché scioperare? I soldi per i contratti pubblici, 8 miliardi per rinnovarli, perché scioperare? Quindi noi riteniamo che l'azione del governo sia positiva ed apprezzata dalla larga maggioranza degli italiani. e dal Friuli Venezia Giulia cosa emerge? Ma guardi, noi abbiamo un buon governo della regione che vede noi presenti, impegnati con un assessore di punta come Riccardi che da tempo svolge un ruolo molto serio e operoso nella regione Friuli Venezia Giulia. Siamo impegnati nel governo di tanti comuni, siamo essenziali, siamo il valore aggiunto per esperienza e solidità e senza i numeri di Forza Italia il centrodestra non potrebbe governare. Siamo portatori di armonia, di costruttività e pensiamo che anche i nostri alleati ne siano ben consapevoli.